Eccoci qua mister, un 1-1 di nuovo in rimonta dell'avversario, terza volta in vantaggio e non riusciamo a chiudere la partita e abbiamo sempre qualcosa da recriminare, le occasioni le abbiamo avute, però abbiamo rischiato addirittura poi di perdere perché hanno preso loro un palo e in 10 che sono rimasti non siamo riusciti con l'uomo in più a trarne vantaggio. Siamo su un momento un po' particolare, non riusciamo a chiudere la partita, teniamo sempre in gioco la squadra avversaria, dobbiamo sicuramente migliorare qualcosina sotto l'aspetto del gioco soprattutto. Peccato perché facciamo un volume di gioco soprattutto nel primo tempo bello dove ci mettiamo in difficoltà le squadre avversarie e dopo prendiamo un piccolo episodio, una situazione di gioco un po' particolare, dopo non abbiamo più personalità e coraggio di stare in campo in una certa maniera. Lavoreremo su queste situazioni, cercheremo di migliorarci perché è importante, però sono convinto che qualcosina di buono rispetto all'inizio quando sono arrivato c'è stato un miglioramento da parte di tutti quanti i miei giocatori. Sì, in alcuni momenti forse è mancata la tranquillità, la lucidità, in qualche ripartenza che avevamo il vantaggio e non siamo riusciti a sfruttarla bene. Detto questo, sabato ci sarà poi il recupero di Pasqua, però anche oggi abbiamo avuto un allenatore, in questo caso l'allenatore ospite, locale, diciamo, che è stato espulso. Diventa una costante ultimamente, noi ne avevamo parlato l'altra volta. L'arbitro oggi, che qua volevo arrivare, forse qualche errore l'ha fatto. Ma non sto qui a sindacare, ho già parlato la settimana scorsa con voi che bisognerebbe essere un po' più elastici, cercare di collaborare un po' di più e non mi voglio soffermarmi ancora sulla questione della terna arbitrale. Io cerco di guardare avanti, cerco di guardare la mia squadra, come gioca, come si comporta la domenica, dobbiamo migliorarci sotto tutti gli aspetti e speriamo di trovare il bando della matassa per venire fuori da queste pareggite che abbiamo preso in 3 partite e cercare di dare qualche soddisfazione anche ai nostri dirigenti e ai nostri tifosi. Allora, ultima domanda prima di chiudere, perché il mister avversario reclamava che c'era un fallo di rigore, lei ha visto per caso da fuori se era un rigore? Ero su una posizione che non riuscivo a vedere la dinamica del fallo, capita, ci è successo tante volte che noi che c'era rigore gli arbitri non si sono accorti e purtroppo succede tutte le domeniche e dobbiamo accettare il verdetto dell'arbitro e guardare avanti e cercare di proseguire pensando a far bene le prossime partite. Bene, grazie mister. Arrivederci.